nos conservet Deum, et vivificet Deum, et beatum faciat Deum in terra, et non tradat Deum in anima minimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Canto di ingresso, pagina 171. Sai se c'è qualcuno che legge? No, Signore, li riconosce? Vado io allora. sì. Per sicurezza. Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a Lui, E l'universo creò, sua sapienza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la 30ª domenica del tempo ordinario e ricordo che c'è un sacerdote disponibile per le confessioni in fondo al confessionale alla vostra sinistra. E per celebrare degnamente i santi misteri
riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. E perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo Re grandi vittorie. Si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore mia forza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi, infatti, a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola di
sia con voi. E con il tuo spirito. Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Pongono una domanda a Gesù per metterlo in difficoltà. E qual è questa domanda che pongono a Gesù? È quello riguardante il comandamento più grande, più importante. Era una domanda molto insidiosa, perché le prescrizioni della legge degli ebrei ammontavano circa 613. Era una casistica molto complicata e si rischiava pertanto di perdere di vista la cosa più importante, essenziale, che è l'amore di Dio. Già i rabbini e ancor più i profeti avevano tentato una semplificazione, ma chiaramente soltanto Gesù riesce in questo tentativo quanto mai necessario. Ecco che tutte quelle prescrizioni, più che essere di aiuto, erano un ostacolo al pio israelita. Era come una rete fitta che imbrigliava, che impediva di vivere con slancio, con entusiasmo la fede e quindi il proprio rapporto con Dio. E nel rispondere al dottore della legge, Gesù lega insieme l'amore di Dio e l'amore del prossimo, tanto da unirli in uno solo, pur senza rinunciare a dare la priorità al primo. Ecco, le 613 prescrizioni vengono quindi poste in rapporto con quest'unico comandamento e quindi l'intera legge trova significato e fondamento nell'amore. Ecco, quando si ama, allora ci si sente portati a osservare la legge di Dio in modo spontaneo, in modo soave, in modo dolce. È molto famosa la frase di Sant'Agostino: ama e fa quello che vuoi. Questa frase ci fa comprendere che se si ama veramente Dio, si sente la necessità di fare la sua volontà, di osservare fedelmente i suoi comandamenti. L'amore di Dio fa sì che noi aderiamo alla volontà di Dio gioiosamente e prontamente. Ecco allora che sono in netta unione, profonda unione, questi due precetti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, quindi amare. Dio è amore e l'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, è chiamato prima di tutto ad amare. È l'amore a dare senso e significato alla vita umana. Una creatura umana si realizza nella misura del suo amore al Creatore e ai fratelli. Diversamente, se si lascia vincere dall'egoismo, che è esattamente il contrario dell'amore, ci si incammina a rapidi passi verso la propria infelicità. L'amore ci spinge a donarci, l'egoismo ci porta a dominare e a ricercare unicamente il nostro tornaconto. L'uomo d'oggi
tante volte si illude di amare, ma in realtà è guidato quasi esclusivamente dall'egoismo. L'amore richiede sforzo, impegno, in qualche modo uno si deve dimenticare per la persona amata e la prova inconfutabile dell'amore è il sacrificio. Solo se siamo disposti a soffrire per una persona diamo prova di amare quella persona. Pensiamo a quanti sacrifici affrontano i genitori per i figli. Per quale motivo? Perché li amano i figli, e quando si ama una persona allora anche questi sacrifici sono in qualche modo desiderati, si affrontano volentieri. Ecco, così anche il segreto dell'educazione è proprio l'amore. Educare non consiste nel dire non fare questo, non fare quest'altro, ma educare consiste nel saper suscitare dei buoni, santi interessi nella persona del bambino, del fanciullo, del giovane o anche dell'adulto. Quindi ecco, l'importante è che deve scattare questa molla dell'amore. Allora tutto diventa facile, tutto diventa dolce e suave. L'amore è la misura del cristiano. Saremo riconosciuti come discepoli di Gesù se avremo la carità gli uni per gli altri. E ricordiamolo sempre, la carità deve essere esercitata innanzitutto con la mente, pensando bene, quanto è difficile pensare bene, e giudicando bene il prossimo. Poi deve essere esercitata con le parole, evitando le mormorazioni, e infine anche con le opere. Infine, ecco, servendo Gesù nella persona del prossimo. Ma la carità più difficile, senza dubbio, è quella da esercitarsi con la mente e con la lingua. Quindi pensare bene, giudicare bene e parlare bene. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre ricco di misericordia, perché continui a vegliare su di noi con provvidente tenerezza. Benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per la Santa Madre Chiesa,
nella fedele testimonianza di tutti i battezzati, sia nel mondo il segno efficace dell'amore di Dio che salva. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per i ministri della Chiesa, con instancabile sollecitudine, ricerchino i fratelli che si sono smarriti, per offrire loro la gloria, la gioia del perdono. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per i popoli della terra, si spengano rivalità e violenze e cresca l'impegno sincero per il bene comune, nella giustizia e nella pace. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per i giovani, delusi da false promesse, nasca in loro un ardente desiderio di cercare Gesù Cristo, con apertura d'animo e senza pregiudizi. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. Per noi qui riuniti, donaci di attendere con perseveranza il ritorno del Cristo glorioso, servendolo sofferente nella carne dei fratelli. Preghiamo. Benedici la tua Chiesa, Signore. O Padre, donaci di camminare sotto la guida del tuo Spirito e fa che ci rallegriamo per i germi di bene che spargi nel cuore di ogni uomo, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo,
perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai Tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Recitiamo ora un'Ave Maria per i nostri malati, una bella notizia che il maestro di coro Davide si è svegliato dal coma e adesso però in terapia intensiva, però ecco, già inizia a riconoscere le persone, quindi una bellissima notizia. E poi per la nostra Gemma, ecco, che è ancora all'ospedale, per tutti quelli che si raccomandano alla Madonna della Salute. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna della Salute. Canto pagina 367.